siamo qua a Gonars, un piccolo paesino in provincia di Udine e niente, adesso vi daremo informazione per portare la lettera a Elena e ad Andrea. Ok? Andiamo! Eccoci qua, ci fermiamo e chiederemo qualche informazione sulla persona interessata. Cin. Proviamo a chiedere qualche informazione. Eccoci qua Maria, siamo arrivati nel centro di Gonars, dicono il triangolo delle Bermuda. Eccoci qua, buongiorno, volevo chiedere un'informazione, sto cercando Elena Toneatto e Andrea Del Sal, dove consegnare gli inviti, sapremo indicarmi più o meno dove? Via Gorizia, con la Violetta. Via Gorizia, perfetto, ci siamo Maria. Posso offrirvi da bere? Grazie mille, gentilissimo. Anche a lei? Eccoci qua, siamo arrivati nel bar lì di prima, famosissima osteria, nata da poco. Tu sei? Mattia. Mattia, adesso chiediamo qualche informazione. Conosci per caso Elena Toneatto e Andrea Del Sal? È una Toneatto molto buona. Andrea Del Salo un po' meno, comunque va bene, conosco anche lui. Più o meno sai dove abitano? In via Graunetta, Decisamente da quale parte devo andare? secondo me di là. Allora Maria andremo tutti di là, andiamo a consegnare le buste, ok? Intanto io continuo, ok? Ciao e grazie. Eccoci Maria, siamo arrivati qui a Graunetta. Ora chiediamo un'informazione alla signora Elena? Elena. Buongiorno. Buongiorno. Intanto mi manda Valeria De Filippi. Volevo sapere un'informazione. Per me? Per lei, per lei. E per caso conosce una certa Elena Toneatto e un certo Andrea Del Sal? Non sono io allora. Abitano qua avanti, non questa palazzina, subito dopo dove vede la siepe con il gelsomino. Maria, ci siamo allora, dai, siamo vicini all'obiettivo. Adesso andiamo a consegnare le buste e poi facciamo la sorpresa. Ciao e grazie. Ciao. Buona serata. Grazie a Ciao voi. ciao. Ciao. Eccoci Maria, siamo arrivati all'indirizzo giusto. Ora consegneremo gli inviti a Elena e ad Andrea. Ora proviamo anche a suonare. Attendiamo un attimino, vediamo se rispondono, se sono a casa. Suona, eh? Sei tu? Forse li abbiamo trovati, ragazzi. Parliamo di Andrea e di Elena? Perfetto, potete uscire un attimino. Dovremmo consegnarvi qualcosa.
Da parte di Maria De Filippi. Finalmente li abbiamo trovati, avevamo avuto un po' di difficoltà, però per il paese ci hanno detto che siete voi. Ciao! Che abbiamo qua? Beh, noi come sapete, da parte di Maria volevamo consegnarvi un invito da parte dei vostri amici e niente. Allora, in concomitanza consegneremo una busta ad Andrea. Mi raccomando, c'è posto per te. E una busta ad Elena. Però, prima di aprirla, devo farvi delle domande per sapere se realmente siete voi. Elena, sei nata il 19/11/1987? Sì. La prima data. Il tuo tronista preferito è Andrea Zelletta? Grandissimo, sì. 2. Che oggi ho Proviamo l'ultima, se è Oggi lei. ho scelto un'altra. È vero che hai iniziato la tua carriera da pallavolista con il numero 12? Aia, qua c'è un Spero di dubbio. che sì, sono passati un po' di anni. Sì, sì, diciamo Però che dai, ok, la sì, possiamo sì. consigliare. Sì, restano figli. Mentre per Andrea, è vero che eri il più scarso della stradina? A giocare a calcio e i tuoi amichetti ti lasciavano vincere? Certo, ci siamo. Sei tu l'Andrea che durante una partita di calcio hai voluto provare a fare l'arbitro strappandogli il fischietto di bocca e hai rimediato 6 mesi di squalifica? È lui, ci siamo. Quindi ad entrambi a marzo avete festeggiato 10 anni e avete un bimbo di nome Riccardo? Sì. Allora Maria, abbiamo consegnato la posta nella casa giusta e prima di lasciarvi cosa si dice sempre? C'è posto per te. Grandi, ciao a tutti! Dove va in diretta questa? Da nessuna parte, no? No, io qualcosa mi immaginavo oggi che succedeva. Quindi... Dove sei andato? Cioè, guarda la differenza tra le femmine e i maschi. Potete leggere anche a voce alta. Ma c'è solo scritto preparati al peggio. No, io avevo visto donne, mi sembrava io Jamal. No, no. Allora, il mio è il 15 giugno dalle ore 18 ti vogliamo in splendida forma e pronta a tutto. Ti consigliamo di portare con te una borsa capiente, oh signor, piena di tutto il kit di sopravvivenza necessario. Nessun indizio, ma preparati al peggio. Sappi che ti vogliamo tanto bene anche. Giusto la tiri in finale. Va bene, ci saremo. Grazie. Ma anche tu? Lo stesso giorno? Non c'è scritto il giorno. Ah, tu neanche il giorno, c'è proprio te. Sono andato solo preparati al peggio. Grazie. Grazie. Ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao. Ciao Maria, alla prossima.